Buonasera a tutti, ben convenuti, buonasera ai presenti e buonasera anche a chi ci segue su Telechiara per questo speciale evento che è la presenza del Patriarca Latino di Gerusalemme, Sua Beatitudine, Monsignor Fouad Toual, che è una presenza speciale qui a Sacile e nella chiesa di Vittorio Veneto, ma è anche di per sé e di fatto il primo relatore del 14° ciclo di incontri biblico-culturali del centro appunto di studi biblici di Sacile. Centro Studi Biblici di Sacile che ha un legame particolare con il Patriarcato Latino di Gerusalemme, così come un legame particolare ce l'ha anche la chiesa stessa di Vittorio Veneto, e cercheremo anche di capire qual è questo speciale legame, qual è questo rapporto. Ma anzitutto, proprio per raccontarvi il legame che c'è tra il Centro Studi Biblici, che organizza appunto ormai da 14 anni questo ciclo di incontri molto partecipato, come si può vedere, come si può notare, tra l'altro Centro Studi Biblici che esiste dal 1976 e che dal 2003 è stato riconosciuto proprio come organismo di interesse culturale per il Friuli Venezia Giulia. Io chiederei a Monsignor Piero Mazzarotto, che è un po' l'anima e il presidente del Centro Studi Biblici di Sacile, di raccontarci qual è lo speciale legame tra il centro e il Patriarcato Latino di Gerusalemme e anche un po' l'attività, ecco, che vuole dare ai suoi cittadini e alle persone con questo ciclo di incontri. Per sommi capi e sfuggevoli accenni. Primo, grazie intanto, grazie a Sua Beatitudine per essere qui con noi. Siamo in attesa di sentire la sua relazione accademica introduttiva del corso. Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Corrado. La sua presenza ci incoraggia e ci sostiene nel nostro lavoro come Centro Studi Biblici. Grazie a Monsignor Marcusso Boulos, quale ha programmato, a parte tutto il resto che conoscete perché è conosciuto qui a Sacile, ha programmato questo incontro e ci ha portato qui il Patriarca. Grazie al Sindaco, Don Graziano prima, Arciprete, che non perde occasione per dimostrare la sua solidarietà, il sostegno, l'incoraggiamento al Centro Studi Biblici. Grazie al Sindaco e all'amministrazione comunale che hanno voluto onorare con la cittadinanza onoraria di Sacile il nostro Patriarca. Grazie anche all'onorevole Gottardo che ha accolto per ben 3 volte il Patriarca Sabà nei suoi precedenti incontri. Ecco, sbrigato, grazie a tutti, i sacerdoti, laici, autorità civili e militari, eccetera. Un cenno su questo rapporto tra il Centro Studi Biblici. Ecco, dico subito intanto, la sala conferenze del Centro Studi Biblici, che è molto bella, se non l'avete vista fatevi il regalo di visitarla, è intitolata al Patriarca, quindi diciamo, oltre che cittadino onorario di Sacile, è anche titolare della sala conferenze del Centro Studi Biblici. E se visitate il Centro Studi Biblici vi imbatterete anche in un mini museo biblico-archeologico. Alcuni decenni di familiarità con la Terra Santa ci hanno consentito di reperire degli oggetti, delle testimonianze. Qualcuna risale anche a 2000 anni prima di Cristo. Adesso siamo ansiosi di sentire la testimonianza del nostro Patriarca, che accogliamo già subito con grande applauso per dirgli grazie. Grazie. E prima di lasciare la parola naturalmente a Monsignor Toual, un breve cenno anche per chi ci sta seguendo appunto su Telechiara e magari non sa approfonditamente la storia di questo legame tra la Chiesa di Vittorio Veneto e il Patriarcato Latino di Gerusalemme. È una storia che risale agli anni 30 dello scorso secolo, del 1900, quando molti giovani della diocesi di Vittorio Veneto venivano proprio inviati nel Patriarcato a frequentare il
il seminario della diocesi di Gerusalemme per prepararsi poi a svolgere il servizio sacerdotale anche nelle comunità cattoliche presenti nei territori israeliani e palestinesi. Alcuni di questi, come Monsignor Marcuzzo, che è qua presente, poi continuano ancora il loro servizio e quest'opera. Monsignor Marcuzzo è originario di San Polo di Piave, quindi penso che in questi giorni abbia avuto anche modo di andare a incontrare i suoi cari qui in terra appunto trevigiana. Tutto questo racconta la storia di queste due chiese, del Patriarcato Latino di Gerusalemme e della Chiesa di Vittorio Veneto, un patriarcato che è ormai una storia millenaria, quella di Gerusalemme. È stato spostato da Acri a Cipro, infine a Roma, poi fu Papa Pio IX a ristabilire il patriarcato nel 1847 proprio in Gerusalemme e nominò allora il patriarca Giuseppe Valerga, che fu una delle prime cose che fece, quella di istituire appunto il seminario che poi accolse anche i giovani di Vittorio Veneto. Dal 21 giugno 2008 è sua beatitudine Monsignor Fouad Toual a guidare la diocesi patriarcale, che comprende naturalmente un incrocio di culture, di religioni, di tradizioni, conta circa 70.000 fedeli residenti in Israele, nei territori naturalmente dell'autonomia palestinese, in Giordania e a Cipro. Sua beatitudine è coadiuvato da altri 3 vescovi, tra cui appunto Monsignor Marcuzzo, che è il vicario patriarcale per Israele. E noi abbiamo davvero il piacere e anche l'attenzione di ascoltare la sua prolusione, che apre questo 14° ciclo di incontri, Città nella Bibbia, da Babele alla Gerusalemme celeste, è il titolo di questa serie di incontri. E io volevo però, se mi permette, Sua Beatitudine, prima chiederle un commento velocissimo, anche per chi ci segue da Telechiara e per chi non era presente prima. Vedo molte persone qua adesso, quindi molti non hanno assistito all'assegnazione della cittadinanza onoraria nella città di Sacile. Un brevissimo commento di questo momento, che è stato un momento anche molto speciale. Niente di speciale, noi abbiamo detto spesso che la Chiesa d'Italia e l'Italia in genere è la più vicina a noi. Commento con questo titolo, questa onorificenza, mi sento più legato all'Italia, a Vittorio Veneto, a voi tutti, a ciascuno di voi. E quando venite a trovarci a Gerusalemme troverete l'amico, troverete il patriarca che vi aspetta con gioia, e spero che la nostra collaborazione, il nostro amore reciproco, il rispetto reciproco, la nostra solidarietà cresca sempre di più in più. Grazie. E penso che Sacile sia davvero felice di annoverare tra i suoi cittadini speciali Sua Beatitudine. Gerusalemme, ambivalenza di una esistenza nella storia, è il titolo della prolusione di Monsignor Toual, che ascoltiamo. Grazie, buonasera a tutti. Carissimi amici, un grazie sincero e affettuoso per avermi invitato a prendere parte a questo convegno dal titolo Da Babele alla Gerusalemme Celeste, che vi onora tanto, soprattutto per l'intenzione che vi siete prefissati di raggiungere: far incontrare i testi biblici e il loro messaggio con aspetti e problematiche della cultura e del mondo attuale. E quando Gesù fu vicino alla vista della città, pianse su di lei. Luca. Patriarca della città santa, capoluogo di una diocesi, di un paese martoriati, capisco le lacrime del Salvatore, ad esse aggiungo le mie e le nostre ogni giorno, completando nel nostro corpoccio che manca dai patimenti di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Vada quindi tutta la mia riconoscenza agli organizzatori del convegno. Ringrazio il carissimo Monsignor Piero Mazzarotto, grande amico della Terra Santa, e un grazie particolare a Sua Eccellenza il Vescovo Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, che benevolmente, fraternamente ha desiderato la presenza del Patriarca Latino di Gerusalemme nella sua diocesi di Vittorio Veneto per una riflessione
in cui la sua persona e il suo servizio è coinvolta in prima linea per far sì che Gerusalemme di questa terra, la contesa capitale degli israeliani e dei palestinesi, possa essere la città della pace, la città epicentro della storia della salvezza, la città impregnata del sangue del Salvatore, della forza della croce, della potenza della sua risurrezione, dell'energia dello Spirito, città, la città dalla quale prende ispirazione e consistenza la Gerusalemme celeste, la Gerusalemme della vocazione internazionale, capace, almeno alla fine dei tempi, di radunare tutti i popoli ai piedi del trono di Dio e dell'agnello. Significato di una ambivalenza. La mia conversazione dal titolo Gerusalemme, ambivalenza di una esistenza nella storia, si colloca all'interno del programma di questo convegno, segnato da due ponti che si richiamano tra loro. Mi chiedete di parlare di Gerusalemme, parlarvi della città del mio servizio episcopale, la città della pace che non ha la pace, la città delle convergenze delle grandi fedi monoteiste, cristianesimo, giudaismo, islamismo, la città contesa, la città cui si rivolge e sale l'umanità intera, la città che unisce tutti i credenti, la città che divide tutti i credenti. Penso ai pellegrini che in numero sempre maggiore stanno salendo alla città di Gerusalemme da tutto il mondo, da tutte le culture, da tutte le nazioni, vincendo anche tutte le difficoltà, dando a Gerusalemme veramente il suo vero volto di città cosmopolita, internazionale, interculturale, interreligiosa, città in cui si viene ad attingere alle fonti della salvezza. Però nello stesso tempo il percorso del convegno vuole approdare alla nuova Gerusalemme, dopo una riflessione in tappe intermedie sulle altre città bibliche che costituiscono come una costellazione non solo di paradigmi biblici, ma anche di icone piene di significati, modelli, provocazioni per il mondo attuale, partendo dalla considerazione dell'ideale biblico mistero che permane nella Gerusalemme terrena in rapporto con il mondo e il villaggio globale degli uomini del nostro tempo. In altre parole, non posso guardare con voi alla Gerusalemme di qua giù, la Gerusalemme delle mie cure pastorali, senza proiettarmi con voi verso la Gerusalemme del cielo. Però il titolo che mi avete assegnato mi suggerisce che devo guardare alla Gerusalemme di oggi, quella di qua giù, nell'ambivalenza che essa include, ossia della compresenza in essa di due realtà, la realtà di quello che è adesso Gerusalemme e la presenza già in essa della Gerusalemme celeste, ambivalenza di realtà, idealità, ambivalenza del mistero dell'incarnazione centrato su Gerusalemme e della finalità ultima dello stesso mistero dell'incarnazione che è l'edificazione della città della Gerusalemme celeste. Direi che le due stanno dentro i 3 chilometri di mura che cingono la città sacra. Giustamente si deve parlare di ambivalenza, ossia di contemporaneità di questa Gerusalemme con quella che, stando al viciente dell'Apocalisse, scende e deve scendere come sposa dal cielo.
Veramente nella sua esistenza attuale, Gerusalemme presenta una contemporanea ambivalenza di significati, quello reale, quello ideale, il significato della sua storia dolorosa e quello della sua proiezione simbolica, anche se ai nostri occhi ci sembra di essere colpiti solo dall'identità attuale di Gerusalemme, ben lontana dal realizzare quella celeste. La Gerusalemme celeste emerge dalla Gerusalemme terrestre e fuoriesce non solo dalle sue 8 porte, di cui una chiusa, ma soprattutto dal suo tetto ideale, che è il cielo della Terra Santa e che non può essere raggiunto dai muri della separazione. Ecco allora tracciato lo schema della mia conversazione. L'ambivalenza di Gerusalemme mi porta a considerare la copresenza delle 2 Gerusalemme, celeste e terrestre, in questa Gerusalemme di qua giù, in una sola Gerusalemme, e quindi vedere che questa Gerusalemme di qua giù si dilata in 2 proiezioni, la proiezione verticale, ossia la Gerusalemme di qua giù orientata verso il suo simbolismo celeste, e la proiezione orizzontale, la Gerusalemme di qua giù, quella del mondo. Solo così, avendo considerato che la Gerusalemme di qua giù è ambivalente di storia, di spirito, di reale, di spirituale, solamente così si può contemplare la Gerusalemme in cui le ambivalenze, le contraddizioni, i conflitti saranno riassorbiti in quella che la tradizione biblico-cristiana ha caricato di simboli, di ideali incontrastati, cioè la Gerusalemme del cielo. Io ora sono vescovo di questa città di Gerusalemme ed è su questa Gerusalemme di qua giù che voglio riflettere, una Gerusalemme che nella sua esperienza e vita quotidiana si presenta una necessaria, ineludibile ambivalenza. Mistero di Gerusalemme. Parlare di ambivalenza di Gerusalemme e in Gerusalemme significa connettere gli aspetti di una città che comunque sfugge ai paramenti della storiografia semplicemente umana. Anche quando volessimo guardare Gerusalemme dal punto di vista della sua realtà storico-geografica, la storia del presente di Gerusalemme, più di quella che possa accadere per ogni altra città, è intrinsecamente collegata a una storia icona, rivelatrice del mistero. Per questo indebita ogni lettura anche della Gerusalemme attuale di qua giù, se la staccassimo dalla storia biblica. Quindi, in modo particolarmente esplicito, il presente di Gerusalemme è legato alla storia di rivelazione divina, per cui ne deriva che nulla di Gerusalemme è spiegabile se la separiamo da un progetto di elezione per cui Dio ha legato un popolo a questa terra e a questa città, non perché questa terra e questa città fossero possesso esclusivo di questo popolo, ma perché questo popolo trovasse in questa città di Davide l'occasione, l'opportunità per la benedizione estensibile a tutti i popoli. Questa lettura deve ripristinare un vuoto di attenzione che sia introdotto nella lettura cristiana di Gerusalemme, trasferendo in blocco questa lettura alla immaginazione, alla descrizione di una Gerusalemme solo futura, disancorata dalla Gerusalemme di qua giù. Purtroppo si corre il rischio di venire a visitare Gerusalemme come la città eletta da Dio e che è noi cristiani il luogo della redenzione.
Si corre di nuovo il rischio di fare della Gerusalemme di qua giù il luogo santo che ha visto attuarsi i fatti della salvezza in Gesù Cristo, ma alla fine si corre il rischio di considerare Gerusalemme quasi solo come un luogo di archeologia biblico-teologica caro a noi cristiani. Forse anche si dimentica che prima di tutto Gerusalemme è la città del popolo cristiano, perché anzitutto è la città della fede ebraica, della fede di quell'olivo, di quella radice in cui noi, rami dell'oliastro, siamo innestati. Guardiamo insieme a Gerusalemme città viva, città della pienezza della pace, città per la quale Gesù purtroppo ha detto in lacrime: ma ora è stata chiusa a te la via della pace. Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto radunare i tuoi figli e ha pianto invano. E il destino della benedizione di Dio rivolta ad Abramo: in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Per Gerusalemme in particolare verranno molti popoli, diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. A guardare verso il traguardo della Gerusalemme celeste, e questa Gerusalemme che resta ancora oggi ripiena dell'elezione di Dio, in balia alle ripercussioni umane spesso intrinse di peccato, di afflizioni, di castighi a causa del peccato. Due significati di Gerusalemme. La città di Gerusalemme, ricca della sua storia teologica, si espande fuori delle sue mura, sia in senso spirituale geografico, sia nel senso spirituale simbolico. Questa Gerusalemme che conosciamo, fatta di ebrei, di arabi, di pochi cristiani, di una maggioranza ebraica, di una buona consistenza arabo-musulmana, questa Gerusalemme in cui di fatto si parlano tutte le lingue del mondo, anche se le sue lingue principali sono l'ebraico, l'arabo e il russo, questa Gerusalemme nella sua realtà si impone come un crocevia di popoli, di nazioni, di culture e di religioni. Questa Gerusalemme è veramente un micromondo, un'internazionalità che trova la sua spiegazione in un DNA che va ben al di là del sempre livello socio-politico-culturale. La sua internazionalità è dovuta a un'esigenza intrinseca alla sua storia di elezioni, l'aspirazione di avere tutte le cittadinanze di Gerusalemme è scritta nella Bibbia, quindi un comando della Bibbia. Il Signore registrerà nel libro dei popoli là costui è nato, donde la necessità che tutti i popoli, sottolineo tutti i popoli, quindi non solo quello ebraico, ma anche quello arabo, quello palestinese, ma non solo questi due popoli, che per varie ragioni, sia teologiche che sia storiche, vantano diritti di prima di esclusiva cittadinanza di Gerusalemme, si sentono a casa di Gerusalemme, perché il DNA storico-teologico di Gerusalemme reclama una condivisione delle sue mura di parte di tutti i popoli, come è tornato a proclamare Benedetto XVI nella sua omelia nella messa celebrata il 12 maggio 2009 sotto le mura di Gerusalemme, in cui lui ribadì il riconoscimento del valore universale di Gerusalemme. Diceva il Santo Padre:
e eravamo con lui tutta questa settimana, sia in Giordania, sia in Palestina, sia in Israele. Diceva: riuniti sotto le mura di questa città, sacra ai seguaci delle 3 grandi religioni, come possiamo non rivolgere i nostri pensieri alla universale vocazione di Gerusalemme, annunciata dai profeti? Questa vocazione appare come un fatto indiscutibile, una realtà irrevocabile, fondata nella storia complessa di questa città e del suo popolo. Ebrei, musulmani, cristiani qualificano insieme questa città come loro patria spirituale. Quanto bisogna ancora fare per renderla veramente una città della pace per tutti i popoli, dove tutti possono venire in pellegrinaggio alla ricerca di Dio e per ascoltarne la voce, una voce che parla di pace. Gerusalemme in realtà è sempre stata una città nelle cui vie risuonano lingue diverse, le cui pietre sono calpestate dai popoli di ogni razza e lingua, le cui mura sono un simbolo della cura proveniente di Dio per l'intera famiglia umana. Come un microscopo del nostro mondo globalizzato, questa città, se deve vivere la sua vocazione universale, deve essere un luogo che insegna l'universalità, il rispetto per gli altri, il dialogo e la vicendevole comprensione. Deve essere un luogo dove il pregiudizio, l'ignoranza, la paura che li alimenta siano superati dall'onestà, dall'integrità, dalla ricerca della pace. Non dovrebbe essere posto fra queste mura per la chiusura, la discriminazione, la violenza e l'ingiustizia. I credenti in un Dio di misericordia, si qualificano essi, ebrei, cristiani, musulmani, devono essere i primi a promuovere questa cultura della riconciliazione e della pace, per quanto lento possa essere il processo e gravoso il peso dei ricordi passati. Omelia del Santo Padre il 12 maggio. Valori universali di Gerusalemme. Nel discorso al corpo diplomatico del gennaio 2010, il Papa ribadì il riconoscimento del valore universale di Gerusalemme. Diceva: mi preme inoltre sollecitare il sostegno di tutti perché siano protetti l'identità, il carattere sacro di Gerusalemme, la sua eredità culturale e religiosa, il cui valore è universale. Solo così questa città unica, santa, tormentata, potrà essere segno e anticipazione della pace che Dio desidera per l'intera famiglia umana. Mentre arrivando all'aeroporto di Tel Aviv l'11 maggio, sempre 2009, il Papa esprimeva così le sue intenzioni. Durante la mia permanenza a Gerusalemme avrò anche il piacere di incontrare molti distinti leader religiosi di questo paese. Una cosa che le grandi religioni monoteistiche hanno in comune è una sola speciale venerazione per questa città santa. È mia fervida speranza che tutti i pellegrini ai luoghi santi abbiano la possibilità di accedervi liberamente e senza restrizione, di prendere parte a cerimonie religiose, di promuovere il degno mantenimento degli edifici di culto posti nei sacri spazi. Possono adempiersi le parole della profezia di Isaia, secondo cui molte nazioni affluiranno al monte della casa del Signore, così che Egli insegni loro le sue vie ed esse possono camminare sui sentieri di pace e di giustizia, sentieri che
portano alla riconciliazione e all'armonia. E proprio a partire da questo significato, i valori universali della Gerusalemme terrestre, che trova la sua giustificazione nella sua identità biblico-teologica, che sembrano essere anticipati i tempi della realizzazione della effettiva Gerusalemme del cielo, città di tutti, perché è realizzata dal sangue dell'agnello e che l'Apostolo Giovanni vede discendere dal cielo verso la terra. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. Il significato simbolico. L'immagine che è stata appena presentata nell'Apocalisse ci riporta a quella ambivalenza tipica della Gerusalemme terrestre, di cui abbiamo precedentemente trattato e che ci ha mostrato come nella Gerusalemme terrestre convivono una realtà celeste e una terrestre. Ora tuttavia possiamo fare un ulteriore passo avanti affermando che nella città santa, in particolare nella sua sofferenza, scende la forza reale simbolica della Gerusalemme del cielo. Potremmo affermare che poiché la sofferenza della città santa è intrinsecamente teologica, possiede in sé il preludio della resurrezione. Ne ero cosciente io quando, il 22 giugno 2008, iniziando il mio mistero episcopale a Gerusalemme, nella Basilica di Getsemani, figura della Gerusalemme attuale, invitavo a guardare al centro della città, contenuta nelle mura, dove ci sta una tomba vuota, da dove sgorga la vita del risorto, la vita del futuro, quella vita che è primizia della Gerusalemme celeste. La Chiesa di Gerusalemme, che è una Chiesa particolarmente identificata sia con Cristo nella sua passione sul Calvario, sia con la speranza che scaturisce dalla sua tomba vuota, questa Chiesa, Chiesa del Calvario, Chiesa mia, continua giorno dopo giorno la sua testimonianza e la sua missione e la sua passione. Infatti, è proprio dal Getsemani che ho invitato i fedeli a unirsi a me per un viaggio a servizio della speranza. Restano di grande attualità le parole del profeta Isaia riferite alle mura di Gerusalemme. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho designato, le tue mura sono sempre davanti a me. Gerusalemme, sede della Chiesa Madre, la vostra Chiesa. Questo carattere di internazionalità si apre poi alla Chiesa, perché veramente, per ragioni di diritto teologico-storico, la Chiesa di Gerusalemme è la madre di tutte le chiese del mondo e quindi il luogo, casa di tutte le chiese. Personalmente provo una grande gioia quando i gruppi dei pellegrini bussano alla casa del patriarcato per incontrare il pastore della Chiesa Latina di Gerusalemme. Così ho modo di ricordare ai pellegrini provenienti dalle varie chiese, provenienti dall'Italia, che si sale a Gerusalemme non solamente per visitare la Chiesa della terra dei misteri della salvezza, ma il loro è un venire finalmente a casa, alla casa dell'origine della loro fede, del loro essere membra della Chiesa di Cristo, memori delle parole di Gesù Cristo, che ha detto che l'evangelizzazione cristiana, cominciando da Gerusalemme, avrebbe raggiunto i confini della terra. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione, il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. E quando vengono i cristiani di tutto il mondo a Gerusalemme, è bene che conoscano, incontrano
anche i loro fratelli di fede a Gerusalemme, perché nel patriarcato latino di Gerusalemme si troverà sempre chi vi attende come un fratello, oltre che come patriarca, pastore, servo della Chiesa Madre. Proclamando il carattere e il valore universale e internazionale di Gerusalemme, il Santo Padre non poteva non guardare con realismo a come questi valori che si identificano con Gerusalemme in realtà sono disattesi. La forza di una realtà di divisione, di conflitto, che spinge in senso contrario alla vocazione storico-teologica di Gerusalemme, richiede allora, proprio ai cristiani di Terra Santa, in particolare ai 10.000 cristiani arabi a Gerusalemme e qualche centinaia di cattolici di lingua ebraica di Gerusalemme, su una popolazione di 550.000 ebrei, 245.000 musulmani, distribuiti tra cattolici di vari riti, i nostri ortodossi riformati, ad operarsi tutti quanti per tenere desta la speranza perché il DNA storico-teologico di Gerusalemme si realizzi, promuova in tutti, anche gli appartenenti alle altre religioni non cristiane, la realizzazione del valore universale di Gerusalemme. Sapete che la diocesi patriarcale di Gerusalemme, nelle sue dimensioni, ha pure una ambivalenza. Essa è assai piccola come numero di fedeli, a meno che non teniamo presente ormai il numero sempre più alto di cristiani immigrati. Per ora la cifra dei cristiani cattolici arabi appartenenti alla giurisdizione del rito latino sono circa 140.000, distribuiti in 4 paesi: Giordania, Palestina, Israele, Cipro. Da voi normalmente c'è uno Stato, tante diocesi. Da me c'è una diocesi e tanti Stati, per complicare una situazione già complicata. A Gerusalemme città, abbiamo poco più di 10.000 cristiani. Nella stessa Gerusalemme di 770.000 abitanti, la presenza dei cristiani è sotto il 2%. Così c'è un'ambivalenza di grandezza di territorio e di esiguità di fedeli, ma in realtà, ripeto, i fedeli di Gerusalemme sono anche tutti i pellegrini di tutto il mondo, e con voi, con i pellegrini di tutto il mondo, di una chiesa minoritaria, di una minoranza piccola, e io divento una maggioranza assoluta. Nel discorso di Gerusalemme il Papa si esprimeva in questi termini: questa è la speranza, questa è la visione che spinge tutti coloro che amano questa Gerusalemme terrestre a vederla come una profezia, una promessa di quella universale riconciliazione e pace. Riconciliazione e pace che Dio desidera per tutta l'umana famiglia. Purtroppo, sotto le mura di questa stessa città, noi siamo anche portati a considerare quanto lontano sia il nostro mondo dal compimento di quella profezia e promessa. In questa santa città, dove la vita ha sconfitto la morte, dove lo Spirito è stato infuso come primo frutto della nuova creazione, la speranza continua a combattere la disperazione, la frustrazione, il cinismo, mentre la pace, questa povera pace, che è dono chiamata di Dio, continua a essere minacciata dall'egoismo, dal conflitto, dalle divisioni, dal peso del passato, offese e dal peccato. Per questa ragione la comunità cristiana di questa città, che ha visto la risurrezione di Cristo e l'effusione dello Spirito, deve far tutto il possibile per conservare la speranza donata dal Vangelo, tenendo in gran conto il pegno alla vittoria definitiva di Cristo sul peccato e sulla morte, testimoniando la forza del perdono. Noi cristiani siamo unici a avere il coraggio di parlare di perdono. I musulmani tutto il tempo
parlano occupazione e hanno ragione. Gli ebrei tutto il tempo hanno un'altra antifona, sicurezza. Noi cristiani siamo gli unici a poter parlare di amore e di perdono. Significato spirituale simbolico di Gerusalemme. Da questo carattere di internazionalità che da potenziale dovrebbe diventare esperienza attuale, emerge il significato spirituale simbolico di Gerusalemme, che è il suo ideale, quello che corrisponde all'etimologia del suo nome ebraico, che letteralmente è città della pace, città, cioè la città della pienezza della pace. La vocazione di Gerusalemme sia scritta nel suo nome, è proprio questa città che, fatta eccezione per gli anni della sua fondazione al tempo dei re Davide e Salomone, non ha conosciuto pace ed autonomia, e sono passati e dominazioni babilonesi, e persiana, e greca, e romana, e bizantina, e araba, e crociata, e mameluc, turca, eccetera. Nella sua passione e in modo contraddittorio, Gerusalemme rappresenta l'ideale della pace, della convocazione universale dei popoli, di tutti i popoli, di tutte le culture, di tutte le religioni. Oggi la Gerusalemme di qua giù sperimenta l'ambivalenza di città dell'incontro, ma anche di città contesa, città non della simbiosi, ma della coesistenza del rabbino ebreo, del musulmano, del monaco cristiano, del religioso, del moderato, del laico. Sembrava che i romani avessero definitivamente seppellito Gerusalemme con la sua distruzione nel 70 d.C. L'imperatore Elio Adriano, dopo 135, le cambiò addirittura il nome in quella di Elia Capitolina, la stessa comunità cristiana che ha conosciuto 3 secoli di forte radicamento ed espansione tra 313 e 614, ha accusato un forte ridimensionamento dell'invasione persiana, colpita e quasi annientata dall'Islam, rispuntata dall'epoca crociata, con la presenza francescana. Oggi conosce un tempo di profonda nostalgia mondiale. Non solo l'ebreo, ma anche il cristiano dice, e con voi io dico, l'anno prossimo, inshallah, speriamo, a Gerusalemme. In questi ultimi tempi, con l'inizio degli anni 50, una piccola comunità cristiana e cattolica che viene dalla circoncisione celebra la sua liturgia in ebraica, è quella che si chiama la comunità cristiana di espressione ebraica. Sono quasi 300 persone, ho nominato per loro un vicario, pregano in ebraico, è una seme, speriamo bene. Lo stesso, ci sono altri fattori che giocano con noi. Abbiamo come 45.000 Filippinos, workers, che lavorano nelle case ebraiche, sono cattolici, sono bravi. È il gruppo che ha meno criminalità e quelli possono entrare nelle case ebraiche, nelle famiglie ebraiche e possono, se sono coscienti della loro missione, anche entrare, pregare, evangelizzare dentro la casa ebraica, cosa che io non potrò mai mettere i piedi, neanche il mio ausiliare. Mai come a Gerusalemme, nella sua esperienza di tutti i tempi, e noi diciamo dell'esperienza attuale, che la provvidenza mi ha chiamato a servire come vescovo, successore dell'apostolo Giacomo, si tocca con mano questa ambivalenza di morte, di vita, di passione, di resurrezione, di calvario, di tomba vuota. Cristiani che scappano per l'occupazione, cristiani locali arabi, cristiani che vengono da fuori, vengono a servire e evangelizzare l'occupante. Il Signore veramente ha una grande fantasia che sorpassa
tutte le nostre previsioni. Nell'ambivalenza una sola Gerusalemme. Insomma, Gerusalemme è questa città terrestre della quale il Nuovo Testamento ci insinua la lettura celeste ed escatologica, non allude a due città divise e separate, una di adesso e una di poi, una carica di sofferenza, di conflittualità e un'altra avvolta dalla gloria e raccolta in unità attorno al trono dell'agnello. Questa Gerusalemme è icona, è profezia, è anticipazione della Gerusalemme definitiva. In essa sono contenute due città, la città della passione, la città della resurrezione. A Gerusalemme le mura hanno 7 porte aperte sul mondo, attraverso le quali il mondo entra e si concentra su Gerusalemme. Una porta fu costruita chiusa nel XVI secolo sotto Solimano il Magnifico. Una volta era la porta bella che dava l'accesso al Tempio, ora è la porta chiusa che sia giudaismo, sia Islam, sia cristianesimo dicono che sarà aperta alla venuta del giudice, il Messia per loro, il Signore per noi, e speriamo che si aprirà. Scusate, arriviamo. Gerusalemme è storia, Gerusalemme è spirito, storia intresa di spirito, realtà, segno di una realtà. Gerusalemme è mistero, è già e non è ancora. Questa Gerusalemme ha una dualità nel nome, 2 paci, ma anche una dualità intrinseca aperta a un avveramento escatologico. Gerusalemme è profezia, realizzazione della profezia, ancora profezia di una Gerusalemme in cui l'identità di Gerusalemme si realizza nella dimensione definitiva di Dio. Gerusalemme è una sfida, perché oggi degli uomini le permettono di essere la città di tutti gli uomini, essendo essa la città prediletta da Dio. I cristiani vogliono essere i primi, come l'ha chiesto loro il Santo Padre nella sua visita in Terra Santa, ad essere ponti di pace, ad essere muniti di quella infrastrutture dello Spirito che abilitano a essere artigiani della pace. Cristiani di Gerusalemme, uniti a tutti quelli della Terra Santa, come anche agli altri appartenenti alla giurisdizione del Patriarcato, segnano l'inizio del mondo nuovo, grazie in particolare al settore educativo, assistenziale, sanitario, scuole di ogni ordine, grado, università, orfanotrofi, collegi, ospedali sono serviti da religiosi e dalle religiose di varie famiglie religiose del Patriarcato. Forse in queste istituzioni, forse 5, 6, 10% sono i nostri cristiani, il 90% siamo al servizio degli altri. Questa è la Chiesa, questa è la vostra Chiesa, questa è la bellezza della nostra Chiesa. Anche gli ultimi segnali di pace comparsi con l'inizio dei negoziati del settembre scorso sono per ora incassati. La Santa Sede, noi cristiani, vogliamo, parlando un po' di politica, non si tocca più la Gerusalemme città internazionale, nessuno ne parla, nessuno accetta né israeliani né palestinesi né musulmani. Quello che la Santa Sede noi chiediamo sarebbe accesso libero a tutti i credenti a questa città, accesso libero, e questa libertà di accesso sia garantita di un mondo internazionale. Questa è la posizione della Santa Sede. Poi tocca ai politici di decidere. Ho una buona notizia, verso la conclusione.
La Gerusalemme di qua giù continua ad essere la città della Bibbia, la città delle elezioni di Dio, la città della passione di Cristo, la testimone della tomba vuota, la città della missione e della salvezza, la casa di tutti i popoli, di tutte le chiese, scala verso la Gerusalemme. Andando verso la conclusione vorrei far rimbalzare a voi alcune note del mio intervento pronunciato al Sinodo speciale in ottobre scorso a Roma. Dicevo, la Chiesa di Gerusalemme è la madre di tutte le chiese del mondo e quindi la vostra Chiesa madre, dove spiritualmente e ecclesialmente tutti siete nati. Essa custodisce per tutta la Chiesa i luoghi santi dei patriarchi, dei profeti, di Gesù Cristo, della Vergine Maria, degli Apostoli. Custodisce un patrimonio incomparabilmente prezioso per la storia, ma anche per la nostra fede, che fondamentalmente si basa sul mistero dell'incarnazione. La Chiesa Madre di Gerusalemme è sì una Chiesa locale, particolare, con la sua storia, la sua identità, le sue lingue, le sue culture, ha le sue parrocchie, il suo clero, 4 seminari, suoi istituti religiosi, suoi istituti biblici, le sue strutture locali, suoi santi e beati, allo stesso tempo è naturalmente parte integrante della Chiesa universale, come Chiesa Madre e Chiesa dei luoghi santi, è aperta al mondo intero, alla storia e a tutti i popoli. Quello che chiedevo a tutti i cristiani del mondo di venire a trovarci come pellegrini, e sì, uno ama francamente questa Chiesa, che venga a servirla di un modo altro, con le preghiere, con la solidarietà, con l'advocacy, con la vicinanza. Io ho detto più di una volta anche a livello internazionale che la Chiesa d'Italia e l'Italia in se stessa, lo dico con gratitudine, è stata sempre la più vicina a noi e ne sono molto, molto contento. Però più di una volta ho detto che è una Chiesa del Calvario minacciata dall'emigrazione. Il Calvario è la nostra parte, la nostra forza. Questa dimensione drammatica non possiamo vivere senza. Se le parole del Signore, che ha detto: se qualcuno ha voglia di seguirmi, che porti la sua croce e mi segui. Se queste parole valgono per voi, per tutti i cristiani del mondo, a maggior ragione valgano per quelli che hanno scelto, che hanno optato di vivere, lavorare, amare, accogliere a Gerusalemme. Grazie per la vostra pazienza. Grazie. Vieni, bello. Grazie, Sua Beatitudine, davvero per questo spaccato di Gerusalemme terrestre e celeste che ci ha dato. Sarebbe bello poter aprire un dialogo, un dibattito, ma avete una celebrazione, credo che sia un po' difficile. Monsignor Mazzarotto, lei cosa dice? Sia un po' difficile raccogliere delle domande, se ce ne fossero proprio un paio, ma sintetiche e velocissime, le possiamo raccogliere? Se ci sono subito però, perché alle 19 hanno una celebrazione. No, quindi... ma loro verranno a Gerusalemme, verranno. E allora vi aspetta a Gerusalemme. Monsignor Tual, se mi permette gliela faccio io però una domanda, è questa. Si apre tra qualche giorno la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, tra l'altro il messaggio quest'anno è stato preparato proprio dalla Chiesa Madre di Gerusalemme. Cristiani che, lo stiamo vedendo anche noi dall'Italia, in queste ultime settimane sono davvero tormentati. Abbiamo visto gli attentati in Afghanistan, ai cristiani d'Egitto, in Pakistan. Ecco, un suo commento anche a questo momento di tensione che c'è in realtà. Grazie, la verità sia la comunione tra i cristiani, quello che era il tema del Sinodo, sia l'unità dei cristiani
Noi Chiesa Cattolica Latina la applichiamo primo attraverso le nostre istituzioni. Abbiamo 44 scuole, come Chiesa Cattolica abbiamo 106 scuole con 66.000 alunni. Il Patriarcato Latino da solo ha 44 scuole con 22.000 alunni, abbiamo ospedali, in Betlemme sono 4 ospedali cattolici, per dire che la nostra comunione con gli altri cristiani e con gli altri non cristiani si fa attraverso la nostra istituzione e siamo felici di farlo con gioia. Il resto per la settimana d'unità dei cristiani è d'uso da noi a Gerusalemme per questa settimana che ogni giorno andiamo in una chiesa per fare la celebrazione, la preghiera, la predica, eccetera, eccetera. E l'ultimo giorno finisce da noi al Patriarcato Latino. Peccato che solamente il Patriarcato ortodosso greco non ama partecipare a questa settimana d'unità. E pazienza, continuiamo a pregare anche per loro, non c'è problema. Sì.